La giornata politica di ieri, con questa concordia istituzionale sullo scostamento di bilancio, il racconto del nostro Nicola Di Turi. Se vogliono votare i giusti provvedimenti lo possono tranquillamente fare, ma pensare di venire in maggioranza direi assolutamente no, lavoriamo già bene così. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Maggioranza e opposizione accolgono l'appello all'unità del presidente Sergio Mattarella e votano assieme lo scostamento di bilancio da 8 miliardi di euro. Il clima di distensione però non lascia presagire un allargamento della compagine di governo. Questo panettone arriverà a Natale oppure non mangerete più con l'opposizione? Io non mangio dolci. Quindi non allargherete a Natale la tavola anche per qualcun altro? Direi proprio di no. Beh, ci sono anche gli amanti del pandoro, bisogna rispettare tutto il pluralismo dei dolci natalizi. Ma questo panettone lo mangerete anche a Natale? Allargherete quindi la maggioranza? No, a Natale ci ritroviamo con le famiglie, ognuno con la propria famiglia. Ma io amo più il pandoro, quindi il panettone non mi è mai piaciuto tanto. Ma questo clima di Natale vi rende più buoni? Vi siete seduti al tavolo con Berlusconi? Che sia Berlusconi, Meloni, Salvini, Pinco Pallino, si giudica la proposta, non il proponente. Poi mi fa molto piacere che tutte le forze di opposizione hanno sostenuto non il panettone per maggioranza e opposizione, ma la possibilità di mettere nuove risorse per tutte quelle aziende che in questo momento sono in un momento di grande difficoltà. L'importante è che il panettone lo mangino gli italiani, dopodiché politicamente abbiamo fatto una buona azione, siamo sotto Natale. Berlusconi è tornato a dettare la linea a destra? Il sole non si è mai mosso da dove stava, è stato sempre centrale, qualcuno pensava fosse oscurato, c'è stata un'eclissi. Berlusconi ha annunciato il sì sapendo di averlo già comunicato di intesa con Meloni e con Salvini, quindi non è stata una fuga in avanti. È stata una scelta comune di cui sono orgoglioso. Questo panettone lo mangiamo anche a Natale con la maggioranza o non ci arriviamo? Ma io spero di mangiarlo con i miei figli il panettone, che mi permettano di fare il Natale almeno con i miei figli con panettone e pandoro. Ci aggiungo i genitori, la sorella con il nipotino e magari la fidanzata. Ecco, siamo 8? Spero che il DPCM prossimo 21 ci permetta di festeggiare il Natale in 8. Ma questo panettone ci sarà per tutti? O per qualche categoria resterà fuori? Anziani e pensionati a cui è bloccata la rivalutazione delle pensioni, disabili 6 milioni in Italia che gli ristori se li sognano, agenti di commercio e lavoratori autonomi che col voto di oggi qualcosa avranno, ma sicuramente non tutto quello che hanno perso. Se il sì allo scostamento di bilancio è arrivato pressoché all'unanimità da entrambi i rami del Parlamento, non sono comunque mancate le sfumature all'interno della stessa opposizione al governo. Non abbiamo votato lo scostamento, se devo mangiare un panettone così indigesto mi preparo il digiuno. Purtroppo c'è un'Italia significativa che non riceve risposte, non riceve né il panettone né nemmeno le cose più serie. Non la buttiamo sul panettone, cerchiamo di essere seri, no? Il panettone c'è sempre da rimediare.